Saluti e bene cattauso con trassas. Oggi Valentina sa da mostrare una trassa dei colori birdi e arancio. Due belli colori all'irgus, poi questo tongiu e sta ribendi. Cominciamo con una base vostra gara. Chi prepara saveddi, poi sa trassa chi deve arrivare e fai durare de brusu i bellettos che ci poneus in pizzus. Da passaus in ogni punto de sa gara, fronti, nasu, trempas, tutte i zogus. Dopo si tratta bene i saveddi e ogni arrogheddu de sa gara andat preparau ai bellettus. Commenti seus prontas andaus a ponni sa tinta de basi. Da poneus con una spugnettedda donandi corpitellu liggerus o vai sì che su prodotto ci brinti bene in saveddi e avarri bene appliccato. Dunque si è cominciato sempre dai parti pro sampras de sa gara come ti strempas e andaus movendisi de in cui conca sul lato de sa gara che si fadendi. Dunque si andava a lasciare su vinza sa barra e a su tavuru sa bravitedda, su i morros, sa parte de su naso e luego pigaus un'altra quantità di questa tinta base e passaus a sa trullato de sa gara. Comenzendi sempre de sa trempa, ci appiccaus giusto a sossu che sti in basce sogo, sa parte a su te sogo della sausu che in cui de più suponi uno belletto apposta e ammontaus a pizza sa sede su naso, in pizzo de i mustazeddus, a s'attaccature su naso e sa fronti arribendi giusto a sa ciuntura con i spilus. Passaus bene su prodotto, in ui serbidi andaus a fare commenta un movimento circolare, ma fai sì che su prodotto si ponga da bene in quei puro e andaus a insisti in spuntus in cui di teni prusa bisogno. Finza su colori che c'eraus de sa tinta base depidessi adattava a sapere di nostra. E poi passaus a si ponni uno correttori dei sogheras, lo passaus con su tubetto su e luego con sa spugnettedda andaus a lo fissai. Sempre con corpitello leggero, come ho fatto antes con sa tinta de base. Questo prodotto che serve a correggere i sogheras e lo su scelta su te sogo. E poi passaus a s'altro lato, sempre con su tubetto su, andaus a lo ponni, arribendi vinzas a sa ciuntura di spiviristas e con sa spugnettedda, con corpitello leggerus, andaus a lo fissai, fendi sì che su prodotto si ponga bene a secchio. E poi passaus a si ponni un paghetto de cipria con sa promicedda sua. Lo passaus in ogni logo, aici che saveddi non sia lucenti e si faccia una paghetta opaca e in proso andaus a fissare sa base che ho fatto poi belletto nostros. In proso bieus che saveddi è andata a piccare con un colori proso simili a su naturali. Passaus sa cipria imperendi sa matessi tecnica che io imperau po' i altri prodotti. Con uno pinzelletto abbastanza ampro andaus a ndibogai sa cipria in proso che ho posto e con un altro pinzelletto andaus a ponni sa cipria a su te soghera in nuiantisi e ho posto su correttori. Lo vedo in una parte e in s'altra. Aici che su prodotto su te sogos sia posto meglio, che questo è un punto delicato di questa gara. E poi andaus a pigai, cominciaus con i sogos, andaus a pigai un pacchetto di ombritta colore castangia e andaus a duponni in saponitore sogo. E sfumendiddo conca a susu e conca a foras. Sempre firmendi sì in sa coa del sogo e fendi questa specie punta che vedo su ogni volta che serve di po' allunghiare sogo. In modo con su pinzello limpio andaus a lo sfumai a picchendinci a sossu del sogo. Dunque si passaus un po' in pizza e sombra che ho posto e luego andaus con questo movimento leggero su che biesi
chi Valentina e Fendi e già piccato vinza a sossu. Dumoneo su beni beni e con su pinzello limpio andau a sfumare bene su traballo. Passau a fare s'altro uovo, andau in saponitura e soco e passau su questa umbrita colore castangia oscura e du passau su vendi questa specie di coa allunghiente di soco e du passau su beni beni a intre saponitura e soco. Luego con su pinzello limpio andau a du sparzinai beni beni. Quando su traballo è fatto, vedo che Valentina sta ancora sfumando questo colore castangia e con su pinzello limpio andata a sfumare. In pezzo di questo colore apposta si andava a ponni un altro. In poi picauso un'umbrita colore arancio e due neos in totto sa vivirista. Passando vinzas in noi antisi e uso posto su marroni. Ai ceghi i due colori sa mestura in tappari. Di picauso una bella quantità e passauso a fare s'altro uovo. Uno bello colore arancio, callenti e due neos in totto sa vivirista. Firmendisi in sa parte immobili. Poi vi causa un paghetto di birdi oscuro e due neus in saponetura del soco, in totto saponetura del soco. Arribendi finzas a sa coitedda e la senti libera sa punta del soco. Preneus sombra, questo che è questa parte del soco che aggiungi sa de sus e sa de giosso e ci ponevo una bella quantità di questo birdi oscuro e passauso in pezzi di noi antisi e uso posto su colore castangia. Poi lo sfumiamo bene bene e passauso a siponni con su pinzelletto limpio andavo a sfumare tutto. Poi vi causa un pacchetto di birdi graro e due neus in pizzoso de sa linea che antes ho fatto con su birdi oscuro del bintessi. Dunque sa due tonalità di birdi differenti. Oscura, questa che ho posto in saponitura e clara, questa che noi se supponendi giusto in noi comincia a sosso de sarco del sopracciglo. Con un pinzello limpio e sfumato su tutto. Hai questi due colori sa mesturati, la senti però un'area grara e una oscura. E poi Valentina aggiunge un paghetto di arancio e passa a fare s'altro uovo. Cominciamo ponendo questo birdi oscuro in sa ciuntura, intre sa pipirista mobili e sosso del sarco. Dopo neus, passauso in pizzo del sa coitedda che ho fatto antes in un colore castangia. Du sprazzinauso bene bene e con un pinzello limpio andavo a sfumare con cassuso. Valentina da sistema il sole, poi pica da su birdi, craro e due bonidi e noi comincia sosso dei sopracciglos, giusto in pizzo del gusto birdi oscuro. E lo sfumata con cassuso e poi aggiungi un altro paio di birdi e andare a sfumare parisi a suo colore arancio in sa vivirista mobili.
Moi andate a ponni un paghetto di umbrita bianca in basso del sarco dei sopracciglios. Aici chi custarco si divide un paghetto e sa mirata si pazza pro sampra. Feuso su mattesi in satruogo e passaus a si ponni un paghetto de lapis nieddo a intro del sogo in sa parte susu e in sa parte giosso. Poi si nai beni sa forma del sogo. Passaus a s'altro e dopo neus in susu in sa parte di a intro e in giosso. Si chendi beni tutto in giro a sogo. E luego picaus un pinzelleddu e poneus un paghetto di ombrita birdi in sa vivirista de bascio. Partendi de sa punta 'e sogo andaus con foras. Abarrendi scetti giusto a sutta de sa appiccicatura de is viviristas. Feus su mattesi in s'atru ogu andaus a si ponni custu umbrita birdi in bascio de is viviristas de giosso, che sia giusta a sutta de questa linea che ho fatto con su lapis nieddu a intro e che si bia su contrasto de su birdi di a sutta a su nieddu di a intro e sogo. Cando su traballo che pari e i sogo funti su mattesi andaus a si ponni su mascara in icillus. Pettonaus beni con cassusu. Sa quantità de mascara sempre est secondo commenti funti fattos i cillus nostros. Di poneus pagu con bascio puru e passaus a s'atru ogu. Pettonaus con cassusu, separendi e definendi is pipiristas. Cando cussas de susu funti beni definidas, passaus a giosso e ndi poneus una cantidade minima imperendi sceti sa punta che pro fini. Duncas passaus a si pettonare con sa scovitedda is sopraccillus, donendiddi sa forma naturale s'oro e assettiendiddus. Luego ci passaus unu pagu de umbritta colore castangia opaca o innai che non depi tenere luciteddas in mesu, ca servit iscetti a donare sustanzia ai sopraccillus. Poi passaus a si ponni unu paghettu de tinta de basi a sutta de is trempas o torrai a donare s'umbra s'oro a sa cara is trempas e in prus può fare resaltare is partis prus interessantis de sa cara. Parteus de su centru e s'arregodaus con sa parte grussa andaus a sfumare conca a sa parte alta de s'origa. Feus su mattesi in s'altra parte e luego si poneus un vard colore e aranjo delicau. Cando eus acabau passaus ai lavros e si poneus unu arrobiteddu colore aranjo in cui puru. Sempre partendi sul centro con foras in sa parte bascia faius a s'imbessi e apposti secondo unu pinzelleddu andaus a ddu sparzinare chi li pighi totu su disegno dei lavros sia in susu che in giosso. Bios ca su colore aranjo dei morros s'adatta bene in meda con su azulu che ho posto con su birdi che ho posto a sotto e sogo. Funti dus colori che impari andano bene in meda e fa resaltare bocca e ogus. Cando con su pinzelleddu eus prenu totu il lavros andaus a si ponni unu paghettu de luci trasparenti in totu sa parte sia in susu che in giosso.
Aici chi sa bocca, teni lucis e fa resaltare su sorriso. Oi puru, su traballo e bestio bene meda, sapettausu ancora con Trassasa e Valentina.